Ai ai ai. Ai ai ai. Pasquale? Cretino, cretino, cretino. Ma che hai? Che successe, Marra? Non mi togno pace. Mi disse tre parole di commiato. Cretino, cretino, cretino. E si commiatò. Ma come, professore? Ma quale professore? Il professore quello è una dama, una brava persona, chi ti si fece una rasata e basta. Ma allora tu che parli, tu tenente? Utenente, tu disgraziato, tu malacano, disgraziato, ma scazzone e porricinetta, ma subito. Ma che si faccia? Tu vuoi compromettere Pasquale? Ma te l'hai detto tante volte. E fatta l'affare do, certo. Meschino a chi ci paria che trovava, che bella carusa. Ma dico, Pasquale, ce la sono brutta assai. Brutte? Cose zoologiche, Una è più strascinata il lavannare dell'ausa. Maria, ma allora per forza, aveva ragione tenente a infuriarsi. Sì, e cucitugna torto, però dico, non si poteva fare la rasata come fece quel galantuomo del professore, no? Invece mi spiattellò da faccia, se vuoi, cretino. Ma quanti cretini mi disse? È buono, Pasquale, lascialo stare. Ma quanto vuoi delle detto? E non te mescare chiunta sti cose. Questo doveva essere il matrimonio del secolo, doveva fare scruscio in tutta l'Europa. Ai. Ma chi hai? Chi hai, Gioia? Guido. Ma quale ido tu? L'alluce da mano destra, sì. Tu mascalzone, tu tenente, fra un cretino e l'auto un scacciò. Ma aspetta, Gioia, non ci pensare pure ci facevi un bello impatto. Aspetta, Tonia! Ah, sogno. Facci una picca pane cotta bacione. Come caro. Come magari tesoro, disgraziata! Un impacco fisioterapico per il dito, è cretino. No, lasciala stare, Pasquale, ma lasciala stare. Non si può buttare, non si può. E non ci pensare, Pasquale. Piuttosto io riesco subito, mi dico, che morse donna Paola. Che davvero? Sì, la moglie di Don Angelo Vagliasini. Vero cosa stai dicendo? Allora, ma è chi tu meschino? Non fa che ciancere da mattina a sera. Vero? Ora vuoi vedere che stiamo parlando di tu e di te, vuoi vedere? Cai, Pasquale, Vedete come va a succedere oggi a mia, vedete? E la state per sfogare, signora Rosa. A me a te t'avvisa prima, disgraziato. E la state per sfogare. Ma lascialo sfogare, meschino. E vabbè, Don Angelo, ci faccio le mie condoglianze vivissime. Sì. Dico, ma di questi sospironi non tassi più in cainza che mi chiumono non ta bocca dall'ana. Ma io però bocca in gola. E facetevi sciacque con l'acido venico, sapete bene buono. Mi viene di piacere come piccirino. Ma che si fa brutto quando... Buono, donnacelo, non facite così. Faccia parte, mi pare a mia che cabonana, ma non è che io tanto d'accordo. Vero, ne parlava male. Ma sapete com'è, signora? L'amico si piace quando si vede. E questo è vero, però dico, Don Angelo, e per la metà ho pure un caffè, caffè. Vero, Oh, era di Gianni.
ma almeno c'era come faceva. Questo è vero. Me lamentava che ronfava. Ma io oramai mi avevo abituato. Ora sapete, signoretta, mi va a credere la notte, mi giro, mi rigiro, mi vuoto, mi rivuoto e non posso pigliare sonno. E perché, don Angelo? Perché mi Ci manca manca la ronfo, ci ronfo? manca. Guarda che facete, don Angelo, sentite il mio consiglio. Andate e vi cattate una bella bocca e vi mettete sotto il letto. Don Pasquale, non mi dicete così, datemi aiuto. Chi sta Datemi aiuto. Nausamucchiero. Ci viste nausamucchiero? Ecco, vedi tu. Ah no, don Angelo questo no. A mio marito, per favore, lo lasciatelo stare. Ma signoruzza, ma a credere, ma io almeno di notte ho bisogno di conforto. Conforto. Ah, ora sapete che faccio? Ah, poi paese. A scudere dei potti, io prima che ronfa, poi porto fino a casa. È permesso? È permesso? È permesso? Prego, avanti. E che ci fate vestito così? Veniamo una sfilata di spadaccini, Riverisco Don Pasquale. Prego. Buongiorno, donna Rosa. Lo saluto, don Angelo. Salutiamo. Caro Don Pasquale, vi dobbiamo parlare a quattro occhi. Quattro Scusatemi, don Angelo. Pascalino, senti, guarda che faccio. Io quando vai alla missa, don Angelo, figlio, date forza, facete bene, coraggio. Facete così, arrivederci. Rosa, senti, vedi se c'è qualche negozio aperto e cattici un suo pantalone che ha un cavallo basso. Ora vedi. Forse, donna Rosa, io vendo cuponi, quindi hai un cavallo basso. Vero. Vi saluto, buona giornata. Arrivederci. Arrivederci. Don Angelo, ma che fu? Siete a lutto? Ma perché? Lo sapete? Ci volevo donna Paola, sua moglie. Condoglianze e felicitazioni. Vivissime condoglianze anche da parte mia. Don Angelo, ma Don Angelo, dicetemi una cosa, ma come mai non siete vestito di nero? Perché non si usa più. Ora il lutto è la cravatta nera, la fascia nera, il cappello e il braccio. Lutto economico, Sì. lutto economico. A mio ognuno mi compra. Don Angelo, per favore, dove sei uscito fuori, non t'ho già detto. Ma lasciate per sfogare. No, cavolo, Campo Santo, ci avevo già posto il là c'è un silenzio di donna. Sì, andate Paola, andate via, andate via. Avanti, va. Chi c'è? Sfaccendate, settate, va. Grazie. Grazie, Don Grazie, Don Pasquale. Pasquale. Prego. Grazie. Chi c'è, Chi c'è? Dico chi c'è? Alessi, parla tu. Parlo? Dunque, carissimo Don Pasquale, devi sapere che il motivo della nostra visita qua consiste, vai ad Alenna, parlici tu che ci sai spiegare, metti via, avanti, va. Caro Don Pasquale, io sono trasecolato. Dovete... Alessi, tu cominciasti e tu segui. E va bene, come ci stava dicendo, caro Don Pasquale, il motivo della nostra visita consiste, vai ad Alenna, con te cillo tu perché non mi fido. Oh, figlio, non è che mi va a fare stare su me spini, va, che succede? Vai! Stamattina mi stavo preparando per irmi a casa quando all'improvviso si spalancava la porta e che cosa entrò? E che faccio? Un fulmine, Questo è vero? un ciclone, Capo, è verità, manco una goccia d'acqua, figlio. urlando Ah, urlava. a me questa partaccia, Ah, parlava. sì, un mascalzone, un farabutto, un burattino, cretino.
C'è vuoto questo, c'è vuoto questo. E vuole ampie... Aspetta, assomiglia a una persona che conoscevo. E vuole ampie scuse per una riparazione con le armi. E tu ci hai risposto. No, come tu, parlava di voi. Ah, ci dava del voi, ci dava del voi. Ma no, Don Pasquale parlava di voi, Don Pasquale. Parlava per voi. Ah, parlava di me, di Pasquale Mennetta parlava. Precisamente. Ah, come. Ma, dico, tutto questo materiale bellico sopra di me. Ma di cui state parlando, se può sapere? Del tenente Luigi Rossi. Di questo mascalzone, farà botte e Policinetta. Pasquale, per cortesia. Chi è? Cai? No, non c'è. Di questo mascalzone, farà botte e Policinetta. E insomma, Don Pasquale, tutto quello che state dicendo non è corretto. Il tenente Luigi Rossi esige una riparazione. Da voi. Da voi. E chi è l'ombrellaro? Ma chi è? Volete dire che succedeva fra voi e un tenente? Ma perché non sapete niente? Assolutamente niente. Ah, avete a sapere che 2 anni fa puttai i commissari per valutare i danni del terremoto dell'Urgico del Sottoio. Una signorina madame. Allora, queste disgraziate va a farsi dare più soldi. Se quest'erano come 2 pezzette, Erano vestiti male. Male, malissimo. Cose di essere bruciate vive come petrolio. Ora dico, un tenente non si poteva fare una rasata come fece quel galantuomo del professore, e invece no, mi spiattellò in faccia 3 voti, cretino, con un intervallo di 1 secondo tra un cretino e l'altro. A voi? In vostra presenza. Quanto stiamo a salute in mia presenza? E allora, Don Pasquale, la situazione è chiara. Il tenente vi ha offeso. Mi ha offeso lui a me. Vi ha offeso mortalmente. Mortalmente. E quindi, in qualità di persona offesa, l'onore della scelta delle armi compete a voi. Quale armi? Ma che state dicendo? Ma come non avete capito? No, non capiva niente. Il tenente vi ha sfidato a duello. A cui? A voi. A me mi ha sfidato a duello lui? Sì, a voi, A me? Don Pasquale, sì. Questo mascalzone farà botte e burricella mi ha sfidato a duello a me, ah? E va bene. Io non accetto. Che cosa state dicendo? Dico, Don Pasquale, vogliamo scherzare? No, io non scherzo, dico sul serio. Don Pasquale e la cavalleria? Ma cosa mi sta fottendo da cavalleria? Io dico ex brigadiere della Guardia di Finanza, sogno. Un momento, Don Pasquale, qua ci va di mezzo il vostro onore. Se voi non accettate, siete disonorato. Disonorato! Porca miseria, porca. E va bene, sogno disonorato, ma che mi ha fatto con Pornocinetta, mi ha fatto, Va bene, Calenna, basta, non insistere, va. Ah, come non insisto? Ti dice di non insistere, da stare muto, vuol dire che mi batto io. Oh, se batte lui, basta. Non può essere. Calenna ti disse che mi batto io. Non può essere. Ma dico, ma si ha questa inclinazione? Ma perché per giocare? Non può essere. Perché lui è il padrino. Già, scusate, Don Pasquale, Calenna purtroppo ha ragione, non mi posso battere. Aspetta, vero come state dicendo? E perché? E vorrei sapere perché ve lo spiego? Perché il Signore ci manno pane con un evidente me so mangia. Dico, perché a voi sembra giusto che un uomo sanguigno con il mio temperamento debba assistere impotente a che un suo stimato compaesano viene preso a schiaffi in faccia e causa il tuo culo. Ma te stavo su Pornocinetta, che è vero? Che mi vuole offendere, causa in faccia e è patato in tuo culo. Come che se io mi scantassi di un Pornocinetta. Don Pasquale, per favore. Chi è? Mucciato Caio. No, è o paese. Allora questo mascalzone farà butta e Pornocinetta, Quanto vale un ex brigadiere da Finanza? Non vanno 10 tenenticchi. Avanti, va, mi batto, va. Bravo, Don Pasquale. Ora siete vero, Don Pasquale. Don Pasquale, decidimi una cosa, dico, questo duello come lo facciamo? Che ne Volete sai? fare presto? Sì, facciamolo presto, va, spicciamolo, va.
Invece no, dovete scegliere le armi. Ah sì? Come lo volete fare? Come preferite, alla sciabola o alla pistola? Ah, con la sciabola e con la pistola. Io do la sciabola e io con la pistola. Quanto è venuto io ci canto una parte a caso, centro la fronte, con l'astro fritto in terra. E allora il duello si fa con la sciabola. Perfetto, perfetto. Bene, avete trovato un avversario degno di voi. O tenenti è un grande spadaccino. Vero? Alessio, tu ci sei stato mai in ta casa do tenenti? No, perché? I pareti da sua casa sono chini di elmi, corazze, medaglie, coppe, durlindane, scimitarre. Ma uno tornavo di crociate tornavo. L'auciuionni, in entame villa. Tu ricordi l'albero di Nespoli che c'era di faccia alla finestra? Mi visti e mi disse, ma perché non lo fate potare? E io faccio, aspetto il giardiniere, lasciate fare a me. Esce fuori a sciabola 3 fendenti. Sa! Primo fendente. Sa! Secondo fendente. La sa un tronco. E lo terzo fendente? Se buttavo magari un tronco. Calma signore, calma, la sciabola è troppo pericolosa. Io ho una casa, un mutuo, una pensione, una moglie, la cameriera da fottusa, ma l'aio. E allora con la pistola voi sapete sparare? Io non so sparare con la pistola, Da sentire la pistola. io avete a sapere che quando ero al confine con la Svizzera, dico oh svizzero, ci faceva certa fottusa così. Ex brigadiere della Guardia di Finanza. Ve l'ho sempre detto, voi siete un uomo fortunato, un uomo nato con la camicia. Sì. Il duello si fa con la pistola. Perfetto! Carenna, lo sai perché Don Pasquale è un uomo fortunato? No. Perché anche con la pistola il tenente è un avversario temibile, è un pistolero infallibile. Tu pensa che l'altro giorno ero nella mia campagna e avevo messo sul muricciolo dei baratti, delle bottiglie, e mi esercitavo a fare qualche tiro, pippo pappo, a un certo momento sento lontano una fanfara e spunta un tenente con tutti i rammedaglie e mi fa buongiorno, cosa state facendo? Dice, tenente, veramente io mi sto esercitando a fare qualche tiro. E come lo fate? Con dei bersagli così grandi? E guarda, chi sta via e che tu... No, non è possibile, dovete farlo con qualcosa di più piccolo. E dico, guarda, in casa non hai niente, avete in tasca una moneta? Una sacchetta, e c'è la moneta. Tirate via l'aria, la tiro dall'aria, mescia la pistola, pa, 4 colpi, a moneta, polverizzata. Calma signore, calma, la pistola è troppo pericolosa. Io ero una casa, un mutuo, una moglie, la cameriera scimolita da fottusa, ma l'aio. Ho sfidato siete voi e perciò la scelta delle armi spetta a voi. Come lo volete fare? Ma lo volete? Ah, se fosse per mia, io facessi a male parole, ce ne dicessi 4 di meglio passaggio. Ho capito. Volete scherzare. Pure un sistema. C'è la ghiera. Trovato! Minchia di sto cose. Trovato, Don Pasquale! All'americana! Come all'americano? Con il cioccolato! Per davvero come state dicendo? Sì, signore, col cioccolato, Don Sentiamo, Pasquale. vediamo com'è. Allora facciamo così, io ne porto 1 chilo, No. 2. va bene, 1 chilo per mia e 1 chilo per tenente. E dico, e un altro chilo lo porto per voi, tanto voi che fate? Avete a stare a badare, crepi l'avarizia. No, Don Pasquale, non ci siamo capiti. 2 cioccolatini di numero e pieni di rosolio. Immagino, dico, voi sappiate come sono le modalità del duello. No, in questo momento non mi so bene. E allora ve lo spiego io, guardate, si prendono i 2 cioccolatini e si inseriscono in un cappello. Eccoli qua. Si rimena, per benino. Dopodiché, prego, Don Pasquale, prendete un cioccolatino. Non lo mettete a quello? Lo sto scartando. Lo sto scartando, va bene. Perfetto, ora ditemi una cosa. Quanti cioccolatini sono rimasti nel cappello? Non posso guardare oggi. Allora, quanto sono rimasti? Un pezzettino. Sì, un pezzettino. 1. Bravo!
questo lo diamo al tenente. Prego, signor tenente. Ecco fatto. Caro Don Pasquale, il duello è finito. Ah, ma che sono progressivi, sta americana, niente per bene, che c'è con l'italiano, ma l'italiano secondo me ti ricanto proprio. Sì, però un momentino di calma, perché adesso vanno a aspettare l'effetto. Aspettiamo l'esito. Dico, non è che questi cioccolatini sono cioccolatini purgativi, vero? No, uno è chini ma l'altro Ricchinina. è la miseria, sì, zitto, che schifo. Dico, ma che su sappaggio sta americano, per carità. Dico, ma restiamo in Italia, che c'entrasi? Non è dico che sto duello ma va a fare veleno? Don Pasquale, noi sto duello, da una maniera, non dall'altra, la basta. Ma no, così. Va bene, sai che ti dico, Calenna, torniamo a sciabola, tanto che può essere questione non comodi. Ah, non ne piglia. Esatto. Come una piccola damma, signore, a sciabola è troppo pericolosa. Io ho una casa, un mutuo, una moglie, la pensione, la cameriera, la fottusa, ma lei. Zitto, Don Pasquale, non parlate, eh? Come? Io stai con morire, non manco posso dire io. No, zitto non voleva dire chisto. Zitto nel senso che non avete andare in giro a dire a chi sta a chi domani faccio un duello. Non la va a sapere nudo. E perché? Perché se viene a sapere un maresciallo dei carabinieri. Che fa? Lo proibisci. Minchia, tu stai andando Guarda, queste sono cose di picceriti. No, quella cosa che ci dite, un maresciallo sapete è amico mio. Io che può dire? Pascaletto, tu fai un duello e non mi dici niente, io che è ben maloso. Ah, allora dici. Se viene a sapere un tenente, Che fa? aspetta qua fuori. Appena affacciato un naso, tira la pistola e dici: Don Pasquale, siete un vigliacco. Pa! Un colpo solo e vi sternicchia a terra. Campa, signore, campa, ma storia è troppo pericolosa. Io ho una casa, un mutuo, una pensione, una moglie, la cameriera scemonita e da fottusa, ma lei. Momento, ma noi la miseria, ma com'è che non ci pensai prima? Sto duello, non se lo fare. Vabbè, vero come state dicendo? Capisco il vostro dispiacere. Ah, la collera di morte che mi state dando. Non ci pensai prima, ma nella miseria manca un locale. Aspetta, vero? Un momento, Don Pasquale. Manca un locale, vero? Pensateci buono. Voi che hanno uscita a tutti. E dico, Don Pasquale, scusa un attimo, dico, qualche posticino tranquillo? In questo momento non mi sovviene. Trovato! Minchia, che sto solo la sera. Trovato, Calenda, a Mandara, Duzzorocco. No, per carità, non c'è più dignità. Ma mannella che cosa di Don Pasquale? Dai, è tutto rodo, il tuo casca a terra, mori e se no da tutti. Ah, no, sul locale non è pulito, io non lo faccio. E allora, si cosa stanno a sta maniera, sto duello, non si può fare. Noi non andiamo, ne vediamo un altro. Arrivederci, andate via. Trovato! Minchia, che sto solo, ma l'hai visto solo? Dove? Oh macello! Magnifico, Calenda, bravissimo. Appuntamento a Mandara e un duello, o macello. Perfetto, appuntamento alla Mandara, un duello a macello, a Dopasso c'è un Camposanto, tutto calcolato. Domani mattina sveglia alle 4? Ma così presto? Non facciamo che vado omicidi? Che c'entra? Ma punta a sveglia, Lo sapete che avete un primato? vero? Sì, questo è il primo duello che si fa in tuo paese. E poi dice che non hai fortuna. Pare capito a Don Pasquale tanto terreno. Miseria, Calenda non sai quello che darei per essere al posto di Don Pasquale. Odissio, voi siete un uomo fortunato, un uomo nato con la camicia. E io saccio che io a mia non mi manca, è la fortuna, è un culo. Facemoci a vedere come si combatte. Sì, facciamo Vieni qua. un'esemplificazione di un duello, uno Prendi qua. scontro fra il tenente e Don Pasquale. Io faccio tenente e tu Don Pasquale. No, scusami Calenda, se non ti dispiace, il tenente faccio io e Don Pasquale lo fai tu. No, il tenente lo faccio io e tu Don Pasquale. Oh, sappiamo sempre, o faccio tenente o non mi batto, ah. E va bene, pazienza, faccio Don Pasquale. No, ma mi hanno una fiducia sti due. Avanti, in guardia.
non ci vedo più. Non ci vede più, non ci vede più. Dov'è? Dov'è Don Pasquale? Dov'è? Ancora a mia cerca, a mia È cerca. un duello all'ultimo sangue. Ma come può combattere se non ci vede più? E guardia! Ma avetta del Povero cacao! Don Chi è? Pasquale! Vedeste? Ma non gli a finire, tu arrivi! Cae! Vicino all'ingresso! A me destra. State attento come la pigliate, che ci stai solo sicuro e mi chiuso i capiti. Povero Don Pasquale! Non ce l'avevi a dire che vi ha fatto sta figlia! Avrà un funerale meraviglioso con tutti i finanzieri che l'accompagnano. Io ho una bile, una collera. Picchi, Alessi. Perché vuole dire aveva bello un tinto tenente do continente per ammazzare un nostro compaesano. Chi ste la vita? Si sa che si nasce e non si sa che si muore. E va bene, Don Pasquale, dico solo per il momento tenete la testa. Noi ne stiamo andando, ne vedremo domani mattina ai 4. Oh, non è che facciamo per voi scordare, E cosa scotta, cosa scotta? Bravo. A morire. Oh, il piccolo come un cavallo. Sta morendo. Tonia, sveglia! Don Pasquale, datemi aiuto, Faccio questo come dà aiuto a me, capite che cancita ancora? Chi c'è? Successe una cosa, Che successe cosa? una disgrazia, una cosa che non succede mai. Successe a me. Cattai una porca e non ruffa. Come ho fatto? Datemi aiuto, Don Mannaggia, faccio questo come dà aiuto a me. Andate quindi che io devo andare a cuccare che domani mattina ma succede presto. Oh, ma l'annisima! Che ci da un mio funerale piuttosto. Antonia! Sveglia! Adelia! Sì, mettici magari due patate che sogno un cotto. C'è permesso? Pietro, Oggi, Donnino, buonasera, sogno un cotto. Ma mando i signorina ma da me. No, per carità, ne voglio abitare questi sono la rovina della mia vita. Ma Don Pasquale, fu io che ci disse signorina che si vestivano in da maniera, io non hanno colpa, la colpa è tutta me. Voi avete stato i picchi. Io ci disse che si vestivano in da maniera, per picchiare più soldi per i commissari. Avete capisciuto, Don Pasquale? A proposito, i signorini possono parare d'urgenza. No, quale urgenza, non voglio abitare a nulla, con bene ma vuole in casa me bene. Va bene, Don Pasquale, facciamo le mani, poi saluta, arrivederci. Sogno cotto. Che sei? Assassino! Scellerato! Ma diventa sta favola di tutto il paese! E tu non rispondi? Non parli, vero? Sogno che un mondo che viva e tu non rispondi! Che sta a dire, che vuoi? E mo domani, pazzicatina, la sfida, un duello! Ma come ti ha contato sta favola? Ma tu sai, tenente, che aveva fatto decine di duelli e i suoi avversari su tutto Camposanto. Ma va là! Pasquale, sei morto! Ma va là! Ma poi, lo sai che sta dicendo in giro? Che fa dicendo? Sta dicendo che prima sciabulata e fa salutare la testa. Ma va là! Ma poi io non capisco. Ma come? Non ti avevo pregato sempre? Ma tu non sapella, fai morire prima a me e poi a mio marito.
buono. Signora, ci sono professore Udenente. Udinetto che è? Dico un mazzo, voglio ammazzare. No, lo voglio ammazzare. Chiudevano intro, Antonia. Permesso? Signora amabilissima. Signora Emilio segui. Don Pasquale ov'è? Non c'è, mio marito non c'è. E nessuno, avete capito? Signora, ma cosa è successo? Mo domanda, mi meraviglio di loro. I sfidi, i duelli, i fannuchiddi che non hanno niente da perdere. Perciò, se vi volete battere, e battete con me. Ma signora, ma io non capisco. Nemmeno io. Ah no, lei non capisce, no. E perché non fu lei che mandava Alessi e Calenna come padrini? Ma no, ma nemmeno per sogno. Sarà stato uno scherzo. Ma senz'altro uno scherzo. E suo marito naturalmente ci ha creduto. Come? Uno scherzo a me. Uno scherzo a me. Uno scherzo. È stato uno scherzo. Uno scherzo, per la manetta. Sì, A me sì. con la manetta uno scherzo. Sì, signore. Uno scherzo. Vi assicuro che è stato uno Uno scherzo. scherzo a me. Se volete, il nostro tenente vi domanderà scusa. E che lo faccia? Domando E scusa. che lo rifaccia? Ti chiedo umilmente E scusa. che lo rifaccia? Sono prostrato a chiedervi scusa. E che diventi prostatico deve diventare, prostatico. Dico, vuol dire che ha capito l'antifona e si scantava. Ma allora scusate, voi che siete venuti a fare qua? Ecco signora, guardi, siccome abbiamo preso informazioni, siamo disposti a riprendere le trattative per conoscere le signorine. Per davvero mi state dicendo? Per davvero? Sì. Ah, finalmente mi convinciste, è vero? I soldi fanno avere la vista al lobby. Congratulazioni. Vediamo se ancora sono disponibili, Quanto ci vuoi domani, Donnino! Donnino! Sugghitelo, fatelo scendere! Ora scendi, non Don Pasquale, un tempo che si mettono una picca cipria. No, perché è naturale, quando non fa le cifre, non c'è niente di fare, ce l'ho nel sangue l'incucchiamento sociale, nel sangue. Avanti. Lavate bene sta cosa. Ci presento la signorina Rica Matamè, il tenente Luigi Rossi. Fortunatissimo. La signorina Venera Matamè, il professor Mimmuccio Parese. Prego. Incantato. Ora tocca a voi, Al mio 3, viva gli sposi, Oh, non vedo più, Al mio 3. Questo è l'ultimo matrimonio che combino. Dopo di me ne vai in America, nicchia per metterlo, perché mi affitto una casa e a rete porta ci metto una tabella con una scritta. Qui si trova di passaggio l'ultimo grande paraninfo siciliano.
palco. Lina Morasca per i costumi. Patrizia Bruno per il trucco e parrucco. Ringraziamo anche lo staff di Audio e Luci Igor Saccari. Naturalmente anche voi che ci avete gratificato con la vostra presenza. Grazie, ci vediamo il prossimo anno.